Questo inizio 2026 può essere definito con una battuta: anno nuovo ma problemi vecchi. L'anno sarà anche quello nuovo, ma si apre, secondo Confapi Venezia, con la prospettiva che le difficoltà affrontate quotidianamente da un'impresa per far quadrare il bilancio continuino a rimanere sempre le stesse. Nel territorio dell'area metropolitana di Venezia i nostri associati continuano a segnalare un peso delle tasse importanti, un costo del lavoro che incide fortemente sui prodotti finiti e soprattutto costi energetici che non accennano a diminuire. In Veneto ci sono segnali di difficoltà economiche che, se ignorati, possono peggiorare fino a risultare evidenti quando si tirano le somme a livello nazionale. Se a livello regionale lo sviluppo del nostro paese nel 2025 è stato trainato dal Veneto, per il 2026 le previsioni ci dicono che la nuova locomotiva d'Italia sarà l'Emilia-Romagna. Questo è un dato che deve, a nostro parere, far riflettere Palazzo Balbi per la futura pianificazione industriale. L'assenza di pianificazione, della capacità di progettare a lungo termine, rimane però un altro problema storico della nostra politica, anche a livello nazionale, ed è ciò che Confapi contesta alla legge di bilancio 2026. Sul fronte energetico, ad esempio, se in Italia la bolletta è il triplo che in Francia e quasi il doppio della Spagna, intere filiere produttive non potranno che essere penalizzate da un divario di costi semplicemente enorme. Secondo Confapi Venezia, con fondi nazionali e modalità meno burocratiche, il governo potrebbe invece favorire la diffusione di soluzioni digitali ed energeticamente efficienti. C'è poi la carenza di personale, tanto in ambito industriale e manufatturiero quanto nelle aziende di servizi. Una su due, il 50%, non trova i profili che cerca, soprattutto quando parliamo di personale specializzato. Su questo, come Confapi Venezia, stiamo cercando di dare risposte concrete, attivando collaborazioni con gli istituti professionali e tecnici del territorio.